Contenti di averti qui con noi, abbiamo ascoltato con piacere il tuo discorso sui tuoi libri, ma soprattutto sulla tematica della violenza contro le donne, che è una tematica a cui noi teniamo molto. Noi come scuola ci facciamo promotori di una formazione a 360 gradi sui ragazzi. È veramente stato un onore conferire, insomma, avere questo confronto con te, anche per i bambini è stata una bella opportunità, anche perché abbiamo letto i suoi libri. Nei suoi libri si parla sempre della figura, nei tuoi libri si parla sempre della figura femminile, e noi siamo veramente contenti di aver realizzato tutto questo insieme a te. E poi, insomma, avere Catena Fiorello a Mascalucia, insomma, ci gratifica, e è veramente una bella occasione, una bella opportunità non solo per noi che siamo a scuola, i bambini, gli insegnanti, i genitori, ma per tutta la comunità di Mascalucia. Allora, che facciamo? Adesso cosa fai? Andrai ancora in giro? Sarai ancora per le scuole? Vedrai Beh, altri ragazzi? allora, l'impegno con le scuole è un impegno che dura sempre, dura tutto l'anno, perché andare nelle scuole significa parlare anche con le persone che poi, i bambini diventeranno adulti, saranno le persone che avranno la responsabilità del futuro. E siccome proprio qui a Mascalucia, io dicevo adesso, durante questa conferenza importantissima sul tema violenza appunto sulle donne, dicevo ai bambini, state attenti perché sembra essere ripiombati in un tempo lontano, arcaico, quello del Medioevo, dove ancora molti diritti delle donne non erano certamente garantiti, ma nel 2018, quasi 2019, sembra strano, sembra quasi un tempo sospeso, cioè non è possibile che l'era in cui le notizie circolano con una velocità incredibile, condivisioni, realtà virtuali, tutto è, i telefonini filmano tutto, riprendono tutto, eppure ancora le donne hanno paura a uscire di casa. Nelle grandi città si avverte ancora, io vivo a Roma per esempio, questa paura di uscire da sole la notte, mi sembra qualcosa proprio che ci riporta indietro, come ci risucchia verso il passato, la paura degli uomini anche in casa propria, avere paura del proprio marito, cioè è una contraddizione nel senso, ma che vuol dire società evoluta se poi la donna deve continuare ad avere paura? Quindi non mi stancherò mai di andare nelle scuole, anche perché il libro Picciridda, che presto sta per diventare un film, è un libro che parla proprio di questo, e anzi, per i gentili telespettatori, proprio che in questo momento ci e mi stanno guardando, io dedico i miei versi. Prego. Fimmina. E, adesso spero che l'emozione non mi faccia dimenticare. D'un ventre di una femmina nascì, femmina pure io, e minne vanto, femmina come la terra, femmina come la Madonna, e femmina volesse rinascere ancora, se mai mi fosse concesso di scegliere per la seconda volta. A tia, mascolo, che te fai chiamare uomo? Una sola preghiera. Prima che pigli un cutello o mi tiro un cazzotto, ricordati che pure tu fosti cresciuto per 9 mesi in questo corpo e s'ammazza mia è come se tradisce lo tuo stesso sangue. Credo che dica tutto. In pochi versi c'è raccontato il mio sdegno e lo sdegno di tutte le donne verso uomini, e ci tengo a sottolinearlo, alcuni, perché noi dobbiamo vivere, come dire, in perfetta armonia con l'altra parte, cioè uomini e donne, non si è uno contro l'altro, gli uni contro gli altri, ma dobbiamo essere un insieme armonioso. Ma per quelli che non hanno inteso bene questo messaggio, i miei versi, il mio sdegno è lo sdegno di tutti, uomini e donne, perché siete praticamente pari a zero. Usare la forza fisica intendo, non certo quella mentale, ma usare la forza, perché
vi fate, non lo so, un cazzotto in più o una minaccia in più, sì, quella mentale che poi avviene nelle case, quella che non viene raccontata, quella ancora peggio, tutto il nostro sdegno quando dovete ricorrere per ribadire sono io il padrone a quei mezzi, siete veramente pari a zero.